È un episodio inquietante per la nostra realtà, non siamo abituati a questo tipo di eventi ed è anche un bene che non siamo abituati perché speriamo che rimanga un episodio fine a se stesso, insomma, perché insomma, azioni del genere lasciano sconvolti un po' tutti. In paese questa mattina non si parlava d'altro. Molti cittadini che sono entrati nel negozio di Edda per chiedere come si sentisse. Ma lei ha una forza immensa, ci spiega il primo cittadino. Ha un gran carattere, è veramente una che sì, ha anche 81 anni, ma insomma ha la grinta di una cinquantenne, per cui secondo me riuscirà a superare questo momento che comunque è difficile anche per lei. Non sarà comunque facile, dice il sindaco, ci vorrà del tempo per superare questo trauma. Intanto in paese sono state posizionate delle telecamere di videosorveglianza. Ci sono delle telecamere nei varchi, che tra l'altro telecamere sofisticate che rilevano le targhe, per cui insomma da quel punto di vista là abbiamo una copertura. È prevista l'installazione, abbiamo già dato l'appalto per l'installazione di altri punti di riconoscimento targhe in altri 3 punti strategici del territorio, per cui insomma ci stiamo coprendo bene da quel punto di vista. Ora è caccia ai malviventi che hanno fatto irruzione nel piccolo market di Refrontolo, le indagini dei carabinieri. Ho molta fiducia nei carabinieri che qui presidiano costantemente il territorio, per cui ecco, mi auguro che riescano con le loro indagini a trovare questi malviventi.